progetto c'è perché Berlusconi lo vuole intensamente e tutti siamo d'accordo nell'andare avanti a parlare e a realizzare Forza Italia, un partito in cui la leadership di Berlusconi sarà chiarissima, ma nello stesso tempo un partito che dovrà radicarsi fortemente sul territorio, perché lo abbiamo visto in occasione di tante elezioni, di troppe elezioni locali. Quando Berlusconi non è in lista, di norma perdiamo. Questo vuol dire che Berlusconi è leader a livello nazionale, ma bisogna mettere in moto dei meccanismi di selezione a classe dirigente e questo lo si fa mettendo in competizione tra loro le persone, lavorando sul territorio, quindi mi viene da sorridere quando qualcuno parla di partito leggero, altro che partito leggero, un partito che ha un leader nazionale riconosciuto e forte come Berlusconi, ma poi tanta gente che localmente si mette a lavorare. Ma leader anche fuori dal Parlamento? Io mi auguro che le cose vengano risolte da parte di chi le deve risolvere e che quindi Berlusconi rimanga in Parlamento, perché sarebbe strano che uno che è stato 3 volte Presidente del Consiglio, uno che ancora ha il consenso fortissimo di almeno un terzo del Paese, sia escluso dal Parlamento. Dopodiché la leadership è una cosa che si esercita fuori e dentro il Parlamento, la leadership o ce l'hai o non ce l'hai, l'autorevolezza o ce l'hai o non ce l'hai. Posso parlare ancora di me, avete visto il modo con cui la gente mi ha accolto con questi applausi, mi sentono uno dei loro, mi sentono un loro leader, qualunque sia la situazione in cui uno si trova a combattere. Per 18 anni ho fatto il Presidente della Regione Lombardia, prima sono stato Vicepresidente del Parlamento Europeo, oggi sono senatore e Presidente di Commissione, l'importante è servire il proprio Paese e la propria gente. Pensionato, ma secondo lei il governo reggerebbe a un voto contrario del PD? Il PD deve stare molto attento perché siamo alleati, forse non tutto il PD ha capito questa condizione straordinaria in cui ci troviamo. Siamo storicamente avversari ma uniti insieme per un governo che deve fare il servizio del Paese e tra alleati non ci si fanno sgarbi. Mi auguro che il PD rifletta seriamente e trovi anch'egli la soluzione guardando il bene del Paese. Napolitano ha invitato noi del PDL a guardare il bene del Paese, lo facciamo e lo faremo. Lo stesso invito vale anche per il PD. Anche il PD deve guardare non i suoi interessi di partito ma il bene del Paese. Questo governo deve stare in piedi per continuare l'opera faticosa ma positiva che ha cominciato.